nutre di denaro, si nutre di risorse. La mafia non cerca morti ammazzati, ma cerca alleati, e li cerca nel mondo imprenditoriale, e li cerca nelle istituzioni, e li cerca dove si lavora e si produce. E per non eludere la domanda posta dal coordinatore, e per chiudere questo primo intervento, io riconfermo parola per parola quello che ho detto in una intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia. Il voto clientelare a Catania, specie nelle elezioni comunali, è fortemente caratterizzato e caratterizzante. Che poi all'interno del Consiglio Comunale, dice una lettera anonima che noi abbiamo acquisito agli atti e sulla quale stiamo indagando, ci siano anche alcuni consiglieri comunali imparentati a soggetti mafiosi condannati per reati associativi, è un fatto sul quale stiamo indagando noi, la magistratura e la Commissione parlamentare antimafia nazionale. Beh, nessuno ha esaltato quando ho anticipato questa nota ricevuta dalla Commissione e ho detto che avremmo indagato. Eh sì, perché in una città abituata ad una politica che delega alla magistratura da 20, 30 anni, 40 anni il compito di scoprire le pentole del malaffare, a qualcuno dà fastidio che sia la politica a denunciare la politica. Ogni tanto può capitare. È capitato a Catania, è capitato a sottoscritto. Sono contento della verità.